troviamo sempre a Gonno Spanadica in compagnia di Gianfranco Usai, in un'antica casa campidanese. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno, I innanzi Innanzitutto cosa facevate, qui in questa casa e cosa fate ancora? niente, questa casa è sempre nata da generazioni, sempre stata una casa contadina, una casa campidanese, dove ci troviamo proprio in questo luogo è Sestave Sagarretta, che era il simbolo dell'agricoltura. Tutto nasceva dal trasporto, tutto si trasportava con cavallo e carretta, quindi agricoltura e allevamento non sono mai mancate, sono nel nostro sangue perché da sempre si è fatta agricoltura e allevamento in questa casa. Come mai avete deciso di rimettere in moto questa attività? Questa attività di averla, tra virgolette, "reinventata", però non abbiamo reinventato niente perché già il padre del mio bisnonno nel 1850 faceva questa trasformazione dei vari cereali in farina e per per far sì che tutto questo, si riprendesse questa vecchia origine di famiglia, è bastato, tra virgolette, 2 momenti. Uno era stato ci volevano espropriare i terreni per il termodinamico circa nel 2010 e da lì è partita la scintilla. Poi ultimo il 2019, perché sono anche allevatore di pecore, nel 2019 con lo sciopero del latte, da lì ho detto: "Basta, bisogna far sì che noi agricoltori e allevatori non ci tocchino la nostra dignità umana, non soltanto economica, ma dignità umana, che ognuno di noi deve fare per avere il giusto, dignità nel senso anche economica, certo, perché non è giusto che noi andiamo a acquistare, il prezzo ce lo fanno gli altri, e bensì è anche peggio quando andiamo a vendere che il prezzo ce lo impongono gli altri. Va bene, la ringraziamo intanto per la visita e per la disponibilità e buona giornata. Grazie a voi per essere stati partecipe di questa mia iniziativa di, mandare avanti le origini e probabilmente le nostre radici, che le nostre radici sono agropastorali.